La volta scorsa abbiamo iniziato a parlare di letture ad alta voce. Cos'è questa lettura ad alta voce? Noi sappiamo che la lettura è un processo di decodifica e di comunicazione, quella ad alta voce. Poi c'è la lettura silenziosa, che è quella che avviene soltanto attraverso processi mentali, quindi articolata mentalmente dentro ognuno di noi. La lettura ad alta voce invece ci consente di comunicare con gli altri. Noi parleremo di lettura espressiva, che non è altro che una lettura che ci consente di comunicare delle emozioni agli altri. Noi diventiamo, che sia un nostro testo o che sia un testo di qualcun altro, ci dà l'opportunità di poter comunicare quello che c'è nel sottotesto di ciò che leggiamo, che non è la parola, ma è il sottotesto che c'è sotto la parola. Quindi noi in teatro diciamo che noi non dobbiamo recitare le parole, ma dobbiamo recitare il sottotesto, quindi comunicarlo agli altri. Ricordatevi che la parola senza sottotesto è solo un suono, non è nient'altro, ok? Quindi noi diventiamo un ponte, in realtà, la nostra voce diventa un ponte tra l'autore e il testo, ok? Tra l'autore, il testo e chi ascolta. Quindi per fare ciò, la cosa più importante di cui abbiamo parlato la volta scorsa è il riconoscimento vocale consapevole. La maggior parte di noi, così come dicevo l'altra volta, non riconosce la propria voce, nel senso che se ci sentiamo registrati, chiaramente qualche anno fa, prima dell'avvento di queste applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram, eccetera, era difficile ascoltarsi, no? Quindi uno aveva un'idea, ma perché? L'idea deriva dal fatto che noi ascoltiamo la nostra voce all'interno, non sentiamo la nostra voce proiettata all'esterno come la sentono gli altri. Quindi non riusciamo a capire se abbiamo una voce nasale, se abbiamo una voce di petto, se abbiamo una voce di testa, una voce di gola. Diventa importante perché spesso, usando determinati toni, noi diciamo cose diverse da quello che vorremmo. E allora, la comunicazione, che sia verbale attraverso una lettura, oppure attraverso soltanto un dialogo, una comunicazione solo verbale, deve essere importante che arrivi nel modo giusto, che abbia la tonalità giusta, il volume giusto. Quindi passa attraverso il riconoscimento vocale consapevole, che è l'RVC, e la volta scorsa ne abbiamo parlato. Oltre al riconoscimento vocale consapevole, noi abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo parlato di tecniche espressive. Le tecniche espressive noi le possiamo condensare nel tono, che non confondiamolo col volume. Infatti la volta scorsa abbiamo parlato di tono, il volume volutamente l'ho tralasciato perché oggi parleremo di respirazione che va di pari passo chiaramente con il volume, no? Quindi se noi riusciamo a respirare di diaframma, così come diciamo che bisogna fare nelle letture e in teatro, noi riusciremo ad avere un volume che riusciamo a gestire. Altrimenti la nostra voce avrà picchi di volume che noi non riusciamo a controllare e la nostra comunicazione, la nostra l'espressività non avrà l'obiettivo che noi ci siamo posti. Okay? Quindi tono, parola speciale. La parola speciale è quella su cui nel testo noi appoggiamo il significato più importante della frase. Che ne so, parliamo di nostro padre, io ho sempre voluto molto bene a mio padre perché era una persona speciale. Io ho sempre voluto bene a nostro padre. Quindi appoggiamo sulla parola che secondo noi, una, due, tre, che secondo noi nella frase sono le più importanti, che devono trasferire l'emozione agli altri. Ricordatevi che Demostene diceva che non possiamo sperare di dare delle emozioni agli altri se non ci emozioniamo noi stessi. Questo è fondamentale, ricordatevelo sempre. Quindi la parola speciale, il volume, adesso ne parliamo, il mordente, che non è altro che l'energia di quello che diciamo e l'articolazione, quindi affinché il tutto arrivi nel modo migliore
e che sia comprensibile, ok? E che le parole siano staccate, non sia un tutt'uno, cerchiamo di non mangiarci le parole. Il mordente è importante per chi non sostiene il finale di parola, per esempio, e lo unisce al successivo. Oppure abbiamo questa parola calante che alla fine i finali non si sentono. Non è così che funziona, dobbiamo cercare di sostenere. E come lo sosteniamo? Con l'articolazione e il fiato. Il ritmo e il fiato, il ritmo viene dato dalle pause. Le pause le dobbiamo dividere in pause logiche, e sono quelle legate generalmente ai segni di interpunzione, per cui la virgola, il punto e virgola, eccetera, eccetera, e senza leggeremmo o parleremmo in modo, come si dice tra virgolette, sgrammaticato, scorretto, ok? E queste pause ci aiutano anche a respirare, perché chiaramente non possiamo fare un unico discorso con una sola presa di fiato, non ci arriveremmo. Questo problema del fiato infatti poi ci porta anche ad accelerare, a non farci capire, a mangiarci le parole, a arrivare alla fine in debito di ossigeno, arriviamo così e facciamo il risucchio. Quindi questo facciamo attenzione che è importante. Quindi diciamo pausa logica, senza la quale parleremmo scorrettamente, e la pausa espressiva o psicologica. Cos'è la pausa espressiva? È quella che ci consente di mettere in risalto dei periodi, delle parole, isolandole, ok? E dando un ritmo alla frase. Per esempio, se noi facciamo delle pause, infatti l'altra volta ho dato delle fotocopie dove c'era una tabella nella quale c'erano tutta una serie di segni che vengono utilizzati nel doppiaggio che ci possono essere utili, delle pause, l'accelerazione, la decelerazione nella lettura. Le pause ci consentono di prendere fiato. Si prende sempre col naso il fiato, perché voi sapete che il naso ci consente di pulire l'aria, umidificarla e arriva in gola senza che ci dia grossi problemi, soprattutto nel periodo invernale. E se noi per esempio avviciniamo le pause, anziché fare una pausa che sia per esempio doppio tempo, 1, 2, facciamo una pausa che sia un tempo o addirittura solo una presa di fiato. Chi si ricorda delle fotocopie che ho dato la volta scorsa è la V, se ricordate. Questo ci consente di dare per esempio un ritmo veloce a quello che diciamo, che può essere utilizzato in un momento in cui vogliamo trasmettere angoscia, vogliamo trasmettere un momento in cui succederà qualcosa, oppure se rallentiamo diamo un senso di calma, di tranquillità. Quindi è importante saper gestire le pause, è il lavoro che farete poi nel vostro testo. La prosodia prendendola in prestito dalla musica non è altro che la stessa cosa della melodia, ok? Quindi l'utilizzo delle pause, l'utilizzo del fiato, il mordente, il tono ci consente di dare una musicalità a quello che diciamo. Attenzione a non usare sempre lo stesso ritmo, perché se no cadiamo nella cantilena. Soprattutto noi al sud abbiamo, ma non soltanto noi al sud, anche al nord sappiamo benissimo come parlano, per esempio i bolognesi hanno sempre questo modo di parlare, eccetera, eccetera. Quindi facciamo attenzione anche quando allunghiamo le parole e così via. La cosa importante, buon ultimo ma non ultimo, è il sorriso. Il sorriso, quando parliamo, è un elemento fondamentale che trasmette tanto agli altri e ci fa anche vedere in un modo diverso dagli altri, ma anche noi stessi. Il sorriso ci serve anche in alcuni momenti per acquisire anche una maggiore stima di noi, per essere in quel momento più disponibili agli altri, no? Ma anche verso noi stessi. A volte siamo troppo severi, oppure ci alziamo col piede storto. E tutto sommato non è male guardarsi allo specchio e sorridere e parlare col sorriso. Difatti William mi ha fatto la registrazione sul gruppo e poi mi spieghi qual è l'escamotage che hai utilizzato. Mi hai detto ho usato un trucco, lo voglio sapere il trucco. Allora, detto questo, la volta scorsa poi per chi non c'era abbiamo fatto, io ho dato sempre delle fotocopie sul lavoro che bisogna fare sui toni. I toni noi abbiamo diviso, abbiamo delle tabelle dove abbiamo toni acuti, toni medi e toni gravi, ok? E abbiamo fatto un lavoro con dei numeri
su un brano che abbiamo tratto da Novecento, dal monologo Novecento, bellissimo, proprio un trafiletto, e io vi avevo suggerito, no chiesto perché per carità, suggerito di fare questo lavoro sul vostro testo, per fare in modo che ci sia sempre una musicalità, in modo da tenere gli altri, fare in modo da attirare l'attenzione degli altri e non diventare monotoni, ok? Quindi l'accorgimento soprattutto è finire con un tono. Per esempio, se finiamo con un tono grave, cominciamo il resto dell'altra frase con un tono acuto, in modo da dare una scossa agli altri, perché sennò diventiamo soporiferi. Okay? Non è facile, neanche io lo so fare, per carità. I formatori bravi, gli attori di un certo tipo, per esempio, come dicevo l'altra volta, tanto tempo fa, e mi piace continuare a dirlo, Gassman era spettacolare anche quando leggeva le analisi del sangue, per esempio. Cioè uno ascoltava lì e ascoltava quali erano i suoi valori. E se riuscite a trovarlo su YouTube, andatelo a guardare perché è spettacolare. Quindi, più che il significato delle parole, per arrivare agli altri, è importante il tono che noi mettiamo, quello che vogliamo trasferire. Ok? Difatti la volta scorsa ho letto il Lonfo, che parliamo di metasemantica. Metasemantica quindi al di là, oltre la semantica, oltre il significato delle parole. E senza riconoscerlo, un po' come ci succede a volte quando ascoltiamo una lingua straniera, in qualche modo riusciamo a percepire, no? Quello che l'altro ci vuole dire. Certo, non le parole perfette, però qualcosa c'è.